È proprio vero il detto, a Zenaro e Febraro si indossa il tabaro. Ma cosa significa? Che anche se ci sono delle giornate con un sole un po' fievole, un po' debole, siamo ancora in realtà nella stagione invernale. Però voglio dirvi una curiosità, sapete che cos'è il tabaro? Il tabaro, io ricordo, c'erano le vecchie persone del paese che indossavano questo grande mantello nero ed era una prerogativa dell'abbigliamento maschile. La caratteristica di questo capo d'abbigliamento è che veniva realizzato con un pezzo di stoffa grandissimo, molto particolare, definito a taglio vivo, cioè un unico grande cerchio ritagliato, all'interno del quale si ritagliava un cerchio per poter infilare il colletto e con una sola grande cucitura nel centro della schiena. La particolarità ora di questo capo di abbigliamento è che tuttora nel periodo carnevalesco a Venezia tutti indossano il tabarro, uomini e donne, e non è detto che anch'io non faccia un salto per acquistarmi un tabarro. Ciao!